nella pagina iniziale. Ecco le prime dosi di vaccino Novavax arrivate a Padova e somministrate all'interno del lab vaccinale del padiglione 6 della fiera. 15.000 quelle destinate all'USL Euganea, 194 le persone già prenotate fino a sabato. Mischiati ai prenotati delle dosi booster, oggi i primi 48 che hanno scelto di vaccinarsi con questo nuovo siero anti-Covid considerato più tradizionale. Un po' costretta perché per andare a lavorare ho bisogno del Green Pass e di conseguenza mi sono dovuta arrendere e fare il vaccino. Come mai ha deciso di vaccinarsi con Novavax? E perché mi dava un po' più fiducia rispetto agli altri che non conoscevo più di tanto. Un vaccino che i vertici della sanità padovana sperano possa convincere i più restii ed allargare così la copertura vaccinale contro il virus. Novavax è un vaccino proteico che viene somministrato in 2 dosi a distanza di 20 giorni una dall'altra. Al momento è riservato alle persone dai 18 anni in su. Confido che anche questa freccia per il nostro arco serva appunto per ridurre quei 100.000 circa vaccini, cioè persone che devono essere appunto vaccinate. E dato che comunque appunto anche questo vaccino appunto si sta dimostrando sicuro. Come annunciato nelle scorse settimane, gli hub vaccinali iniziano progressivamente a chiudere. Oggi la cerimonia di chiusura e ringraziamento del polo vaccinale allestito dall'esercito all'interno dell'ospedale militare di Padova. È fatto di cuore, su quello non ho dubbi, guardate, veramente bravi, avete fatto una cosa eccezionale. Aperto a fine aprile 2021, l'hub, gestito dall'esercito, ha somministrato oltre 80.000 dosi di vaccino anti-Covid. È una grande esperienza perché ci ha dato la possibilità di confrontarci anche con la sanità civile e tutti assieme abbiamo raggiunto degli obiettivi che sicuramente sono favorevoli.